Ben ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. Grave incidente nel quartiere dell'Albergheria a Palermo. Intorno alle 22 di ieri una moto di grossa cilindrata ha impattato con una Smart in via Luigi Cadorna. Il conducente della moto, un ragazzo di 22 anni, dopo aver colpito la parte anteriore sinistra dell'auto, è stato catapultato dalla sella riportando ferite gravi. Al momento si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale civico. Indagini sono in corso sulla dinamica. Nelle prossime ore saranno visionate anche le telecamere di videosorveglianza della zona. E rimaniamo in tema di sinistri stradali. Nuovi aggiornamenti arrivano dallo scontro tra due mezzi pesanti avvenuto poco dopo le 12 di oggi lungo l'autostrada A18 nel tratto da Giarre a Fiumefreddo e sulla corsia in direzione Messina. Un camion cisterna che trasportava olio esausto e un camion che trasportava invece cassoni in plastica per frutta si sono scontrati. Il conducente del camion che trasportava i cassoni avrebbe perso il controllo del mezzo. Proprio quest'ultimo, un 33enne di Ramacca, è stato trasportato nell'isoccorso al Cannizzaro di Catania, dove è giunto in codice rosso. Tragedia invece nel Ragusano, dove una donna si sarebbe tolta la vita lanciandosi dal balcone di casa. È quanto accaduto poco dopo le 14 di oggi a Vittoria. Dalle prime informazioni trapelate sembrerebbe che a lanciare l'allarme sia stato un finanziere libero dal servizio. Sul posto sono giunte 2 ambulanze del 118. Il personale medico, nonostante le prime cure, non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato, avviati i rilievi e gli iter della Procura di Ragusa. Sconosciuti i motivi che avrebbero spinto la donna a compiere l'insano gesto. È stato assolto il giovane pachinese di 28 anni accusato di duplice tentato omicidio. Lo ha deciso il GIP del Tribunale di Siracusa. Il 28enne era stato arrestato l'1 agosto scorso per fatti accaduti la sera del 27 luglio, quando a seguito di una lite avvenuta per dissidi tra due gruppi familiari era stato esploso un colpo di arma da fuoco in direzione di 2 soggetti che avevano tentato di introdursi in un'abitazione per occuparla abusivamente. Il ragazzo, che era detenuto nel carcere di Gela, è stato assolto per il reato più grave, cioè quello di duplice tentato omicidio, e condannato invece per la detenzione dell'arma. I fatti sono avvenuti nelle case popolari di via Mascagni. Lascerà nelle prossime ore il carcere di Gela per fare rientro a casa in regime di arresti domiciliari. Questa era l'ultima notizia. Il TG Flash ritorna con nuovi aggiornamenti alle 20. A più tardi. Benvenuti al Carnevale di Acireale. Dal 4 al 21 febbraio, coriandoli, luci, colori e tanto divertimento. Carri allegorici, gruppi, costumi, eventi, maschere e mascheroni. Uno spettacolo unico per un'esperienza ricca di allegria e di belle emozioni. Carnevale di Acireale, la festa più bella di Sicilia.